Ed eccoci infatti a casa della signora Massima che ci farà vedere appunto come si prepara questo piatto, partendo dal segno della croce, poi aggiunge l'acqua, poi la semola e si gira così. Ogni tanto aggiungo un po' d'acqua, poca. Nell'acqua ci vuole anche un po' di sale o L'ho no? messa, sì, l'ho messa, per battezzarla. Ah, ecco. E quindi man mano che lei gira, Sì, si fanno i rotolini, diciamo. aggiungendo un po' di semola e un po' di acqua, Sì, e dopo ci metto un po' di farina così, bianca, per asciugarla e la verso nel canestino. quindi man mano che adesso lei gira poi otteniamo la fregola che abbiamo qua sulla nostra destra. Avevo provato che ero da ragazza che non la facevo più, ero da molto. Quindi ci riteniamo fortunati che lei per un paese a tavola è ritornata a fare la fregola. Grazie di questo grande omaggio che ci sta facendo, signora Massima. Non dovere, lo faccio volentieri. Grazie, è molto gentile. Speriamo che esca. Vabbè, già questa che ha preparato come prova mi sembra splendida. Adesso ci deve raccontare in che maniera venivano utilizzati i chicchi grossi, poi quelli ancora più piccoli e ancora quelli ancora più piccoli. Chicchi grossi, le roteravamo per fare il minestrone, poi l'altra la mettavamo per la minestra di tutta la settimana. La piccolina la mettavamo per il brodo la domenica. Allora si usava così quando ero ragazzina io. E lo fa tutt'oggi? E qualche volta, non è sempre, dopo che sono venuta in famiglia così ho avuto meno tempo di preparare queste cose e quindi ho lasciato perdere. Ma mi è capitata questa occasione e l'ho voluta ripetere volentieri. Grazie. Insieme a questi giovani che mi sono accanto. Vabbè, io il giovane, gli altri miei colleghi sono un po' anziani. Comunque, Allora, ascolti. ma sono anziana, anche io sono vecchia, quindi. Ma no, ascolti, ci deve spiegare per quale motivo abbiamo sulla tavola anche i cardi. Ecco, i cardi ce li abbiamo perché si cucinavano con la fregola, no? Una volta puliti si facevano bollire un pochettino, no? E poi si rosolavano nell'olio, ci mettevamo un po' di prezzemolo, un po' di cipolla, insomma le cosettine che si usava, no? E si usa tuttora, no? E quindi si faceva cuocere, una volta che erano a mezza cottura, si aggiungeva un po' d'acqua e si metteva alla fregola. E così usciva un bel piatto saporito, speriamo che... Piatto che voi chiamate qua a Sardara? Piatto... La fregola con? Con i cardi. La fregola con i cardi. Che vuol dire? Va bene, ok, abbiamo presentato quindi la lavorazione di questo piatto grazie alla signora Massima e adesso ritorniamo sulla nostra grande tavolata. E grazie a loro che sono venuti a casa mia. Molto piacere nostro. Bentornati a Un Paese a Tavola, seconda parte per questa puntata odierna. Vi ricordo che siamo a Sardara e ho a fianco a me la signora Silvana che tra qualche istante ci parlerà del Suzuki va. Eccolo qua, preparazione Silvana. Allora, il giorno prima lo metto nel mollo, metto nel mollo le fave con l'acqua tiepida e lo lascio tutta la notte. Poi l'indomani mattina le pulisco, le tolgo naturalmente la guscia e le metto a cuocere con l'acqua tiepida e un po' di sale. Poi le faccio il condimento da parte e si aggiunge tutto assieme. C'è anche la zampa di maiale. Facciamo vedere la Sì? zampina, sì, le tengo vicino. Adesso sì. E voilà. La Aspetti, zampa di maiale che immagino che La sia zampa di maiale. importantissimo, Certo. determinante che il maialetto sia buono. Sì, beh, certo. E quindi così si può mangiare anche primo e secondo, diciamo, contemporaneamente si prepara. Lo faccio cuocere da parte, poi quando è quasi cotto lo mischio nel Suzuki va. Quindi faccio il condimento, aggiungo tutto assieme, quando è quasi pronto ci metto un po' di semola. Perfetto. E basta, finito così. Grazie Silvana. E torniamo un attimo indietro in compagnia dell'assessore Meris perché dobbiamo parlare del Suban Indorao. Suban Indorao. Fette di pane, veniva messa bagnato nel latte, poi una pastella uova e appena farina e poi fritto. Molte volte era il primo e il secondo
con un po' di zucchero poteva diventare anche il dolce. Anche il dolce, Anche il quindi dolce. chiudeva tutti i menù, insomma. E andiamo avanti adesso invece con i secondi piatti e possiamo parlare tranquillamente dell'agnello. Agnello che in particolar modo oggi vediamo presentato sopra un bel, tra virgolette, recipiente di pane. Perché? Perché voi qua il contenitore fatto in sughero giustamente non avevate. Certamente Sardara è un paese di pianura, non aveva queste cose. E si metteva sul pane che poi si beveva dei succhi e poi veniva mangiato assieme alla carne d'agnello. Questo è semplicemente cotto alla brace, Cotto alla brace. forse arrosto, semplicissimo. Era il pasto caratteristico del Natale e in poche altre occasioni perché i soldi erano pochini. E per contorno possiamo usare anche le verdure, per cui voglio ringraziare il signor Azzoli per averci portato le numerose verdure presenti qua sulla tavola. E che tipo di utilizzo si facevano? Tranquillamente così come le vediamo e si consumavano, oppure c'erano anche altri tipi di consumazione? Ma guardi, le verdure nostre sono quelle tipiche che abbiamo qua presenti, perché non è zona di orti, non c'è fiume, e quindi erano queste, che però possono essere mangiate anche cotte. Diciamo a piacere, così. A piacere. E adesso invece parliamo del sabù da brena, quindi la gallina ripiena. Luigi, ma è veramente tanto antico questo piatto? Ma penso proprio di sì. Era il pasto della domenica. Il pasto della domenica, che non di tutte le domeniche si intende, e che veniva, la gallina veniva riempita, diciamo così, con pane grattugiato, uova, pezzetti di lardo e la sapienza delle mani delle nostre massaie, che evidentemente l'hanno imparato chissà quando, centinaia d'anni fa. Ed era buonissimo, ed è buonissimo, un piatto veramente gustoso. E direi anche ricco di tantissime sostanze che servono all'organismo. A fianco a me invece ho Marina che ci parlerà della preparazione dettagliata, perché abbiamo anche la lavorazione del sagassova. Allora, sagassova si taglia la carne a dadini e si fa il condimento, prezzemolo, aglio, cipolla, si rosola la carne e ci si mette tutte le spezie tipo rosmarino, alloro, salvia e si lascia cuocere sempre con lo stesso sugo. Ah, sempre con lo stesso Con lo sugo. stesso sugo che toglie fuori la carne. Ci aggiungiamo 2 pomodori freschi oppure anche secchi e il piatto è pronto. È pronto dopo quanto tempo, Marina? Ci vuole un bel po'. 2 ore e mezzo circa di cottura. Solo di cottura? Solo di cottura, sì. Solo Anche un po' di pazienza, però poi immagino che poi la pazienza venga dimenticata perché è un piatto così gustoso. Grazie Marina. A fianco a me invece ora c'è Mariuccina, con la quale andremo a descrivervi la lavorazione in maniera dettagliata dei subacalliari. Il baccalà quindi, che si faceva pochissime volte qua a Sardara. E anche il baccalà era un piatto, diciamo, delle feste, della domenica e in modo particolare della settimana santa, del venerdì santo. Allora, la preparazione, si mette il baccalà in ammollo, l'indomani si pulisce e si dà una sbollentata. Si prepara intanto un bel sugo e un bel po' di patate fritte e si mette a strati alterni baccalà, patate fritte, poi si condisce tutto questo con questo sugo, si mette sopra. C'era chi lo arricchiva anche di olive e c'era chi, come in questo caso, ci metteva anche i limoni. Era un piatto che non era consuetudine settimanale, ma era un piatto che si alternava così, specialmente nel periodo della Quaresima. Grazie Mariuccina, è stata gentilissima. E adesso, a parte il miele che vediamo qua, per cui vogliamo ringraziare veramente il signor Eligio, come possiamo anche citare gli altri produttori di miele che ci sono in tutta la zona qua a Sardara, è arrivato il mio momento, ma anche di Luigi, perché anche l'assessore Ghiotto, a parte la frutta che vogliamo citare, vediamo qua per esempio i fichi d'India, ci sono gli agrumi, ci sono dei bellissimi limoni, le melegrane
E arriviamo ai dolci. Allora, qual è il dolce tipico, se c'è, qua a Sardara? Certo, si lega tutto al discorso che abbiamo fatto precedentemente. Venivano usati degli ingredienti, se così possiamo dire, facilmente reperibili. E infatti qui c'è zucchero, uova, mandorle. Con questi ingredienti le nostre mamme, le nostre nonne e anche oggi facevano questi dolci gustosissimi. Proprio guefusu, i famosi pirichittus, gli amaretti e i biancheddos. Qui abbiamo anche su gâteau, ringraziamo Barbarina che ce l'ha preparato. Sì. Mentre per gli altri dolci ringraziamo la famiglia Ibba e la famiglia Rassu. E Barbarina ci ha dato una mano per dimostrare in che maniera noi sardi utilizziamo la mandorla facendo su gâteau, come credo sicuramente anche ormai in tutto il mondo, dove tutti noi sardi siamo approdati, e devo dire che attraverso le email, attraverso le cartoline, le lettere che ci arrivano, devo dire che le persone che seguono Un Paese a Tavola, che ovunque il sardo, guarda caso, fa sempre la sua bella figura. Questo ci fa piacere e ne approfitto perché il nostro satellite sapete che è sempre attivo 24 ore su 24. Ringrazio tutti voi che ci seguite così costantemente ovunque il nostro satellite fin dove arriva. Grazie veramente della vostra simpatia che ci dimostrate. I ragazzi che sono qua dietro a me e le signore li voglio ringraziare, fanno parte del gruppo Marmilla 76. Voglio ringraziare Franco, Alberto, Maria Teresa e Anna per essersi prestati alla registrazione di quest'oggi, veramente grazie. E dovete sapere che il Marmilla 76 è un gruppo che ha tantissimi lavori. Pensate che arrivate in tutto il mondo praticamente, l'Europa la fate tutta. È un gruppo particolare perché è un gruppo composto da diversi elementi che arrivano da diversi punti di tutto il territorio del Campidano, della Marmilla, quindi ogni componente diciamo che arriva con la sua propria cultura. Il tutto si fonde all'interno appunto del gruppo Marmilla 76. Vi ringrazio veramente ragazzi della vostra disponibilità di quest'oggi per poterci dare una mano, per averci dato una mano alla realizzazione di Un Paese a Tavola. Ed ora, per chiudere, insieme al sindaco che chiaramente rappresenta tutti gli abitanti di Sardara, insieme all'assessore Melis, volevo chiederle sia al sindaco che all'assessore: qua abbiamo visto delle costruzioni particolari, un centro storico bellissimo, ma Sardara ha qualche nesso con i muratori o quant'altro? Le dicevo prima che un paese era fino a 40-50 anni fa un paese agricolo, prettamente agricolo. Tolti i nostri bravissimi muratori che sono conosciuti un po' dappertutto, rivaleggiano con i muratori di quarto. I nostri muratori, devo dire che si sono spinti fino alla diga di Caribe e di Assuan, ci sono stati anche, per non parlare del Tirso, del Flumendosa, Coghinas, sempre muratori sardi. Bene, ecco, Sardara, di Sardara, Sardara. certamente. Scusate, e con questo, per chiudere, io voglio ringraziare in particolar modo l'intera amministrazione di Sardara, perché soprattutto grazie agli operai che ci hanno dato una grossa mano per la realizzazione della trasmissione di oggi all'interno di questa splendida struttura. Io vi invito veramente a venire a visitare Sardara perché ne vale veramente la pena, quindi attraverso il sindaco e attraverso l'assessore Melis voglio ringraziare tutte le maestranze, veramente tante grazie dalla troupe di Un Paese a Tavola, dall'intera Sardegna 1, perché avete lavorato in una maniera egregia. Questo ve lo dovevo, grazie sindaco, grazie assessore, un ringraziamento a tutti voi. Ci vediamo la settimana prossima con Un Paese a Tavola, ve lo diremo poi dove saremo, è sempre una sorpresa. Ciao a tutti e grazie, buona serata! In collaborazione con il Comune di Sardara.